26 passi, da dove Gesù cadde a terra al momento in cui incontrò Maria. Le indicazioni per il percorso della Calsanta, via dolorosa di Gerusalemme lungo le strade di borghi e paesi, risultavano facilmente reperibili fin dal finire del XVI secolo. Nel caso di Pieve di Soligo, la via Crucis che congiungeva il Duomo con il cimitero e quindi il centro cittadino con la campagna, fu probabilmente realizzata attorno alla metà del Seicento. La viabilità e l'assetto urbanistico attuali non permettono di leggere il percorso così come pensato in origine, ma i capitelli con affreschi moderni, l'arco che simula l'ingresso alla città santa e la stazione finale sono ancora presenti a testimoniare la loro storia. Particolare attenzione merita il punto di arrivo di questo percorso, dove un piccolo edificio, denominato Cappella del Calvario, custodisce alla fine del Seicento il crocifisso della Calsanta. A fare da quinta sulla parete di fondo appaiono nella seconda metà del Settecento 5 tele sulle vicende della Passione ad opera di Paolo De Lorenzi, tra antiche armature, turbanti e loriche romane. Ma la Calsanta è solo uno degli scrigni d'arte e di fede che si possono trovare nei pressi del centro di Pieve di Soligo. Un altro oratorio è collocato proprio accanto alla Cappella del Calvario, all'ingresso del cimitero. Si tratta di San Martino, ricostruito con linee neoclassiche nel 1842 su una precedente struttura medievale. La sua presenza tramanda la memoria di cittadini illustri come la famiglia Balbi Valier, che si occupò del rifacimento dell'oratorio stesso, o i San Martini, tra i quali si ricorda Marta, sublime scultrice e pittrice. All'interno ci sono anche le tombe di sacerdoti, religiosi, parroci e vescovi nati o vissuti a Pieve di Soligo. Vicino al Duomo si trova la Madonna del Carmine, incastonata nelle mura di Palazzo Morona, che racchiude al suo interno una pala del 1945 di Giovanni Zanzotto, padre del poeta Andrea, in una straordinaria cornice in stucco straripante di foglie e di frutti. Alla base del dipinto possiamo leggere: per lo scampato pericolo durante una spietata ed ingiusta persecuzione da parte di banditi. Un piccolo racconto che ci porta indietro nel tempo, dentro una storia di salvezza e di gratitudine.